Buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. A Monreale triplice omicidio a colpi di pistola durante la notte nel cuore della movida davanti a decine di testimoni a pochi passi da Piazza Duomo. Le vittime avevano 23, 25 e 26 anni, 2 i feriti. La sparatoria al culmine di una lite, il paese attonito. Mazara del Vallo ancora sotto shock dopo la morte di un ragazzino di 15 anni caduto dal tetto di una ex distilleria. Un coetaneo è rimasto ferito, probabilmente un gioco finito in tragedia. Ad Avola, nel siracusano, ragazzine di colore bullizzate e picchiate selvaggiamente in piazza da alcune coetanee. Le immagini in un video diffuso sui social, la madre ha sporto denuncia. In Sicilia urne aperte fino alle 22 per le elezioni provinciali dopo 11 anni di commissariamento. Si tratta però di consultazioni di secondo livello, chiamati al voto solo sindaci, assessori e consiglieri comunali. A Catania oggi ritorna il Lungomare Fest, chiusa al traffico la strada tra Piazza Europa e Ognina, restituita ai residenti che hanno approfittato della domenica per godersi il mare e le passeggiate all'aria aperta senza le auto. L'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha pubblicato l'archivio delle eruzioni dell'Etna nella storia. Dante è un database unico alla portata di tutti con un click. Calcio in Serie B, oggi sfida playoff tra Catanzaro e Palermo. In Serie C, ultima giornata della stagione regolare, Catania a Potenza per difendere il quinto posto. La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro su Telecolor. Sfide decisive per Messina e Trapani. Ancora buongiorno, sparatoria nella notte a Monreale, 3 ragazzi morti, 2 invece sono i feriti, a fronteggiarsi 2 gruppi rivali, 2 giovani dello Zen, tra questi sono finiti in caserma. Il servizio di Marco Gullà. La rissa, i colpi di pistola, il fuggi-fuggi e i morti, 3 in tutto. Una notte tragica a Monreale, in provincia di Palermo, un triplice omicidio nel cuore della notte, davanti a decine di testimoni. Il tutto a pochi passi dalla Piazza del Duomo. A perdere la vita Andrea Miceli, 26 anni, che era stato ricoverato all'ospedale civico di Palermo dopo il ferimento, ma che è deceduto dopo alcune ore di agonia. Uccisi anche Salvatore Turdo, 23 anni, e Massimo Pirozzo, 26 anni. I giovani erano residenti a Monreale e tutti incensurati. È in questa strada che è successo tutto, la rissa è iniziata intorno all'1 di notte, purtroppo è sfociata in tragedia, incredulità e sgomento da parte dei residenti del comune monrealese. Via Benedetto d'Acquisto, alle spalle del Duomo, è un sabato sera di festa perché a Monreale in questi giorni si celebrerà il Santissimo Crocifisso. Nasce una lite, sembrerebbe perché un gruppo di ragazzi palermitani avrebbe tentato di rubare dei ciclomotori, volano insulti, scoppia la violenza, a fronteggiarsi un gruppo di monrealesi e poi palermitani. Qualcuno era armato di pistola e ha iniziato a sparare, almeno 11 colpi, ad altezza uomo, come in un film. Ma purtroppo è tutto reale. Davanti a questi pub che vediamo nelle immagini, in quel momento c'erano almeno un centinaio di persone in giro. Pare, da quanto ricostruito fino ad ora, che alcuni feriti non facessero parte dei gruppi che si sono affrontati. In caserma al momento ci sono 2 giovani che sono interrogati. Sarebbero 2 ragazzi del popolare quartiere palermitano dello Zen. I carabinieri sono a lavoro per ricostruire l'esatta dinamica, grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il paese di Monreale attonito dopo la sparatoria tra la folla, paura e orrore fra i residenti, tutti sconvolti, delle giovani vite spezzate, ma non poteva essere, anzi poteva essere una strage e il bilancio poteva essere ben più grave. Il servizio di Manlio Viola. Monreale si è svegliata sotto shock. Inaccettabile quello che è successo in una piazza centrale affollatissima. Impensabile che 3 ragazzi abbiano perso la vita ed altri 2 siano in gravi condizioni. Una sparatoria che poteva diventare una strage, visto che i proiettili volavano fra centinaia di persone che si stavano godendo il sabato sera. In pochi attimi la notte si è trasformata in un incubo. I sanitari del 118, intervenuti per primi intorno all'1:30 a Piazza Duomo, sono stati strattonati da parenti e amici dei feriti. A terra c'erano
erano 3 giovani colpiti da arma da fuoco. Il primo equipaggio arrivato in via Benedetto d'Acquisto è stato accerchiato. I parenti chiedevano che fosse portato in ospedale per primo il proprio caro ferito. Sono stati attimi terribili quelli vissuti da tutti, sanitari compresi. I testimoni raccontano la paura e lo sconforto che segue. Abbiamo sentito dei spari e ci siamo chiusi dentro, quindi non so nulla. Il fatto che mi rattrista è che si esca da casa. Oggi si esca da casa con un'arma e si faccia, perché poteva esserci una strage. Sono monrealese, nativo e cresciuto, quindi mi fa riabbrividire che io sono padre di 7 figli e 21 nipoti e mi spavento pure per i miei figli e i miei nipoti. Il sindaco Alberto Arcidiacono, immediatamente informato dell'accaduto, si è recato in ospedale per esprimere la sua vicinanza alle famiglie delle vittime e dei feriti. Visibilmente scosso, ha dichiarato: siamo dinanzi a una tragedia senza precedenti, vite spezzate di giovani che avrebbero dovuto vivere il proprio futuro. Questo è il momento di raccoglierci in preghiera, di dare conforto alle famiglie. La città piange questi giovani. Ci può dire magari le condizioni degli altri ragazzi? Gli altri sono irrepressi. Per affrontare questa drammatica situazione, il primo cittadino ha convocato una giunta straordinaria nelle prossime ore. Forse un gioco finito in tragedia. La procura di Marsala ha posto sotto sequestro l'area dell'ex stabilimento vinicolo di Mazara, dove ieri sera è morto Leonardo Titone, aveva 14 anni, è precipitato dal tetto della struttura abbandonata. Il servizio di Laura Spanò. Leonardo Titone, ragazzo di 15 anni morto ieri sera dopo aver fatto un volo di 10 metri giù dal tetto di un vecchio stabile a Mazara del Vallo, era già stato in quell'edificio e sempre in compagnia di amici. Lo hanno appreso i carabinieri ascoltando alcune testimonianze raccolte sul posto e in ospedale, dove è stato invece trasportato l'altro ragazzo di 13 anni ferito ad una gamba. I due non erano soli e il gruppo che ieri pomeriggio si è recato nell'ex stabilimento del vino era formato da almeno 5 ragazzini. Da una prima ricostruzione i ragazzi sono entrati all'interno dello stabile nonostante vi fossero apposti segnali di divieto, con l'intenzione di esplorare l'edificio, e poi sono saliti su una parte del tetto che però ha ceduto sotto il loro peso. Si tratta di una copertura con lastre di cemento amianto. Titone ha sbattuto la testa del morto sul colpo, mentre l'amico si è procurato una ferita scomposta alla gamba. La procura di Marsala ha sequestrato l'ex stabilimento vinicolo. Gli investigatori che indagano dovranno accertare dinamica ed eventuali responsabilità. Sul posto sono giunti anche i tecnici del comune di Mazara. La struttura, abbandonata da anni e un tempo utilizzata come caserma dei vigili del fuoco, era inibita con divieti d'accesso e recinzioni. La procura ha anche disposto l'autopsia sul corpo di Leonardo prima di consegnarlo alla famiglia. Il tredicenne invece, dopo un primo ricovero alla Belaiello, viste le condizioni, è stato trasferito al Di Cristina di Palermo. Cordoglio e vicinanza alle famiglie è stato espresso dal sindaco Salvatore Quinci, presente sul luogo a seguire le operazioni di recupero dei 2 ragazzini. Tania Weckman, la mamma di Leonardo Titone, il ragazzino di cui avete appena sentito, il ragazzino di 15 anni morto ieri a Mazara del Vallo, scrive sui social: non so come farò a sopravvivere a tutto questo. Leo era mio figlio, il mio bambino. La signora vive in Germania insieme all'altra figlia Noemi, mentre il figlio era rimasto in Sicilia con il papà. La signora chiede di ritardare i funerali per permettere a lei e al resto della famiglia di parteciparvi. Vogliamo tenergli la mano per l'ultima volta, voglio dirgli ti amo Leo. Noemi vuole consegnargli anche una lettera da portare con sé nel luogo della sua ultima dimora. La notte scorsa, adesso ci spostiamo nel siracusano ad Avola, un gruppo di ragazzine ha aggredito una 14enne di colore in piazza, tutti a filmare senza chiamare i soccorsi. Il servizio di Francesco Aloi. Un sabato sera di violenza, l'ennesimo che coinvolge i giovanissimi. Qui siamo ad Avola, nel siracusano. Diverse ragazze, tutte contro una 14enne, italiana ma di origini africane, probabilmente una coetanea. Prima le parole, gli insulti, poi la violenza fisica.
Questo video virale sui social è soltanto uno dei tanti filmati registrati mentre l'aggressione avanzava, tutti con i cellulari in mano. Nessuno però ha chiamato il 112. Soltanto nella tarda mattinata, poco dopo le 12, la ragazza si è recata in commissariato con i genitori per sporgere denuncia. Non sarà difficile per i poliziotti dare un nome ai tanti volti che si vedono nel video, partendo da chi ha partecipato attivamente all'aggressione. Continueremo a fare rete con le scuole, le parrocchie, le associazioni, le forze dell'ordine e soprattutto con le famiglie, scrive la sindaca Cannata, per costruire insieme un futuro di rispetto, dignità e inclusione. Immagini che lasciano davvero senza parole. Nella notte invece ad Acireale un incidente stradale lungo Corso Savoia, l'impatto tra due vetture ha provocato l'incendio di uno dei mezzi. I 6 giovani che erano a bordo dei veicoli sono riusciti a fuggire ma hanno riportato lievi ferite. E adesso a Catania morde il volto della moglie e cerca di cavarle gli occhi dopo che la donna il giorno prima l'aveva denunciato perché era stata picchiata selvaggiamente con un grosso tubo di plastica. Le aggressioni sono venute davanti ai figli di 3 e 8 anni nella loro casa di San Giovanni Galermo. L'uomo, originario di Napoli, è stato denunciato per maltrattamenti. Cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo di politica, urne aperte oggi in tutta la Sicilia per eleggere dopo 11 anni di commissariamento gli organi delle ex province, ma a votare non sono chiamati i cittadini ma un altro tipo di elettorato. Ci spiega tutto Manlio Viola. Sindaci, assessori e consiglieri comunali dei comuni siciliani sono chiamati oggi alle urne per eleggere dopo 11 anni di commissariamento i presidenti di 6 liberi consorzi e i consigli provinciali di tutte e 9 le ex province, comprese le 3 città metropolitane. Urne aperte soltanto nella giornata di oggi dalle 8 alle 22, ma si tratta di elezioni di secondo livello e dunque non sono i cittadini a dover votare. Stasera a chiusura dei seggi le urne verranno sigillate perché lo spoglio si svolgerà domani a partire dalle 8 negli uffici elettorali dei 9 seggi costituiti, uno per ogni ente coinvolto nella tornata elettorale. Sui risultati di queste consultazioni domani diretta speciale con dati, commenti e risvolti di una elezione senza precedenti. Al voto sono chiamati circa 4.000 amministratori locali e consiglieri comunali che devono eleggere 6 presidenti e 68 consiglieri dei liberi consorsi di Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa e i 50 consiglieri del Consiglio delle 3 città metropolitane di Palermo, Catania e Messina. Il centrodestra si presenta spaccato in 4 liberi consorsi su 6, mentre il centrosinistra fa prove di alleanze trasversali fra liste civiche, 5 Stelle e il nuovo movimento di Ismaele Lavardera. Le sfide più complesse a Caltanissetta, dove su 4 candidati 3 sono di centrodestra, a Ragusa, dove la DC corre contro gli alleati, nella litigiosa Siracusa, dove dentro Fratelli d'Italia si minacciano persino espulsioni. E domani lo avete sentito, a partire dalle 10 su Telecolor, un'edizione speciale del Punto in diretta con risultati e commenti al voto delle province. Adesso invece ci occupiamo dei funerali di Papa Francesco. Il giorno dopo i funerali di Papa Francesco in Sicilia c'è ancora tanta commozione. Da Palermo a Catania in molti si sono fermati per rendere l'ultimo saluto al Pontefice. Il servizio di Orazio Longo. Non dimenticateci, dopo i funerali di Papa Francesco rimane l'appello lanciato da Brancaccio a Palermo con i volontari del Centro Padre Nostro di Don Pino Puglisi e gli abitanti del quartiere insieme a rivivere la visita del Pontefice avvenuta a maggio di 7 anni fa. Da Catania invece il presidente regionale della comunità di Sant'Egidio, Emiliano Abramo, riporta la devozione dei carcerati e dice: ho visto molte immaginette del Pontefice. E poi tanti giovani con l'emozione di aver accarezzato simbolicamente il volto di Francesco, 181 tra ragazzi, educatori e famiglie partiti da Caltagirone, più di 500 tra scout e pellegrini provenienti da Nicosia, Mazara, Siracusa e Piazza Armerina. Sul Sagrato di San Pietro, già a Roma per il Giubileo degli adolescenti, anche una rappresentanza della parrocchia annunziata di Biancavilla che ha sostato in preghiera dinanzi alle spoglie del Pontefice. Delegazioni anche da Pasto di Rigano e da Bagheria. Tanti i politici, tra cui il sindaco di Lampedusa Mannino, a celebrare il primo viaggio pastorale di Papa Francesco e a confermare che il Molo Favarolo sarà dedicato a Bergoglio. Tra i prelati siciliani a Roma si sono recati
recati l'arcivescovo di Palermo Lorefice, il vescovo di Acireale Raspanti in rappresentanza della conferenza episcopale siciliana e i cardinali Montenegro, che parteciperà al conclave, e Romeo, emeriti di Agrigento e Palermo. Gli arcivescovi Renna di Catania, Isacchi di Monreale, Gisanna di Piazza Armerina e Peri di Caltagirone, l'emerito Pennise e Damiano di Agrigento. Infine i volontari della protezione civile con una colonna mobile di 12 mezzi e 43 soccorritori. Soddisfazione dal ministro Musumeci: abbiamo offerto al mondo un'immagine di Roma e dell'Italia assai positiva in termini di efficienza e organizzazione, ha detto. Occhi puntati ora al conclave, dove per la prima volta non sarà rappresentata la diocesi di Palermo perché non esprime cardinali in età eleggibile. E a Catania oggi ritorna il Lungomare Fest, l'appuntamento con la pedonalizzazione e le attività di animazione lungo le strade tra Piazza Europa e Ognina. Il servizio di Eva Spampinato. Sveglia presto questa mattina. Sveglia presto perché vogliamo correre per Catania e a Catania e vogliamo ricordare che il lungomare è di tutti e che vogliamo sfruttarne le bellezze. Chi l'ha detto che la domenica è fatta per oziare? No, c'è il lungomare liberato, no. Quando il calendario segna il ritorno del Lungomare Fest, il pubblico risponde e lo fa tirando fuori bici, pattini, monopattini, scarpette da running. Si parte? Facciamo una passeggiata così. Sole, temperature in risalita, musica, libertà. È un mix di danzaterapia e musicoterapia, quindi i benefici a livello psichico e ormonale sono incredibili. Farlo all'aria aperta in una giornata così, diciamo a 2 passi dal mare, diventa un toccasana, sì. Gli ingredienti ci sono tutti per trascorrere una domenica all'aria aperta, approfittando della pedonalizzazione del litorale di Ognina. Qua tutti corrono, vanno in bici, prendono un mezzo a 2 ruote, voi invece? No, noi tranquilli, seduti, corrono per noi i bimbi. Tra biciclette che sfrecciano, ragazzi che rincorrono un pallone da calcio o si sfidano a canestro e corridori instancabili, lo scenario è quello di una festa dello sport e delle famiglie, con il mare che fa da sfondo. Il lungomare liberato è veramente uno spettacolo, lo dovrebbero fare sempre e continuamente. Tante le attività collaterali tra musica country e balli swing. C'è anche un campetto da calcio che ricorda l'appuntamento con la corsa di solidarietà. Iniziativa questa domenica dei volontari di Plastic Free che nel fine settimana hanno scelto di ripulire 17 siti in ogni parte della Sicilia. Con le nostre telecamere siamo stati a Siracusa, il servizio di Francesco Loi. La loro buona volontà, un esempio per tutti. È domenica mattina, chi non lavora ne approfitta per riposare un po' o fare una gita fuori porta. E poi c'è chi coglie l'occasione per un gesto d'amore verso l'ambiente. Vivo qui, quindi se tutti nel mondo facessero un po' questo, dove viviamo, aiutassimo un po' a pulire, a far stare un po' tutti meglio, sarebbe sicuramente una cosa utile. Però insomma facciamo quel che possiamo con la quantità di gente che siamo e quindi meglio così. L'area del parcheggio Talete a Ortigia, Siracusa, è tra i 17 siti attenzionati da Plastic Free nel weekend dedicato all'ecologia. Muniti di guanti e sacchi si va a caccia di rifiuti. Principalmente plastica, pezzi di pneumatici, cassette di plastica, principalmente materiale plastico o vetro. Non sono mai troppi i grazie rivolti ai volontari, un esercito fatto da donne e uomini, ragazze e ragazzi, che arriva lì dove il pubblico non va. Siamo davvero entusiasti. Potremmo benissimo passare le nostre domeniche in famiglia, divertirci, però anche questo momento diciamo che è un momento importante per la società, per la città dove viviamo. Per avere un mondo più pulito basta poco, non abbandonare rifiuti in giro e soprattutto avere giusto un po' di amore per l'ambiente. Si scrive Dante ma si legge Vulcano. L'osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha pubblicato l'archivio delle eruzioni dell'Etna nella storia, un database unico alla portata di tutti con un click. Ci spiega ogni cosa Orazio Longo.
Fiammeggia con danno di molte vigneti, il monte cresce con le faville, un vulcano che assomiglia all'immagine fantasiosa dell'inferno di Dante, con la frase a campeggiare sopra i comuni di Randazzo Bronte ad Arno. Si chiama Dante, ma non è il sommo poeta, è l'acronimo inglese di Archivio delle eruzioni dell'Etna nella storia, progetto che raccoglie in un'unica piattaforma i principali cataloghi delle eruzioni storiche del vulcano siciliano e li integra con i dati monitorati dall'osservatorio etneo. 2500 anni di eruzioni raccontate in un click. C'è per esempio l'eruzione del marzo-aprile del 1689 che raggiunse Macchia di Giarra e causò la morte di 2 persone e il ferimento di altre 5. Le fontane di lava alte più di 3 chilometri del marzo-aprile del 1800. La cenere caduta sulla playa il 7 luglio del 1863 è giunta fino a Malta, ma andando più indietro la lunga colata che raggiunse il Simeto nel 240 a.C. o l'eruzione pliniana che nel 122 formò la caldera del cratere del Piano. Il database rappresenta una risorsa unica e accessibile, spiega Stefano Branca, coautore del progetto. L'insieme di questi dati deriva da un lungo percorso scientifico di ricerca che è iniziato con la pubblicazione della Carta geologica dell'Etna nel 2011 e che è seguito nei decenni successivi con la datazione assoluta di tutte le eruzioni laterali avvenute in questo periodo attraverso diversi metodi di datazione, fra cui il carbonio 14, le tecniche di archeomagnetismo e di paleomagnetismo. Dante è suddiviso in 2 intervalli temporali, dal VI secolo a.C. al XVI secolo d.C. e dal XVII secolo ad oggi, ed è raggiungibile attraverso il sito ingv.it. Adesso ci fermiamo per una piccolissima pausa, dopodiché ritorneremo per aprire la pagina del calcio. Oggi sfide tutte decisive per le siciliane impegnate in Serie B e in Serie C. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale. Apriamo la pagina del calcio, partiamo con il Palermo. Tra poco è in campo a Catanzaro alle ore 15, rosanero vogliosi di punti. Una vittoria potrebbe regalare al Palermo l'aggancio al 6° posto in classifica, occupato proprio dai calabresi. Il servizio di Marco Gullà. Ancora un bivio, ancora un crocevia fondamentale per il cammino del Palermo. Rosanero di Siena a Catanzaro oggi pomeriggio e l'esame riparatore dopo quello fallito al San Nicola contro il Bari oltre 2 settimane fa. Come una sosta per le nazionali. Il Palermo non gioca da 16 giorni e vuole tornare immediatamente a fare punti per provare ad alzarsi sul sellino in vista di questa volata finale playoff. Una pausa non programmata certo, ma che ha permesso a Dionisi e al suo staff di lavorare su assetti e recuperi fisici con l'obiettivo di arrivare al meglio alla trasferta calabrese. Una vittoria permetterebbe al Palermo di compiere il tanto agognato salto di qualità, raggiungerebbe il Catanzaro al 6° posto e metterebbe pressione anche alla Juve Stabia, quinta, che oggi affronterà il Sud Tirol. Insomma, una partita che può davvero cambiare il corso del campionato. Sfida nella sfida, con poi Giampaolo contro il capocannoniere della Biglia e Mello e poi Brunori, che al Catanzaro non ha mai segnato. L'attaccante infatti dovrà fare i conti con un club al quale non è mai riuscito a fare gol dopo 5 tentativi tra Serie B e Serie C, e nonostante la sua verve prolifica, nessuna delle 73 reti di Brunori da quando è al Palermo è stata mai segnata ai calabresi. Sulla tre quarti tornerà Segre, in difesa Ceccaroni, Blen a centrocampo assieme a Gomez, Pierozzi e Lund sulle corsie esterne. Catanzaro che vuole invece vincere per sigillare il 6° posto e provare ad arrivare al 5°. A centrocampo un palermitano doc, Giacomo Quagliata, non ha mai indossato i colori rosanero e ha voglia di riscatto. Si inizia alle 15. In Serie C, ultimo atto della stagione regolare con il Catania che deve difendere il 5° posto dagli assalti di Potenza, Benevento e Picerno. E proprio il Potenza sarà il prossimo avversario dei rossazzurri. Questa sera alle 20 si giocherà in trasferta allo Stadio Viviano. La partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Telecolor, il servizio di Tonino De Mana. È l'ultimo atto della stagione regolare e il Catania lo affronta in trasferta e senza tifosi, sapendo però di poter contare su 2 risultati su 3, quantomeno, per tenersi alle spalle il Potenza. La volata playoff è lanciata e gli etnei oscillano tra la 5ª e l'8ª posizione, un piazzamento fondamentale per gli spareggi promozione. Piazzandosi al 5º, al 6º o al 7° posto, disputerebbero in casa il primo turno della fase a gironi dei playoff, disponendo di 2 risultati su 3, vittoria e pareggio, per il superamento del turno. In
quest'ottica, collegare in contemporanea alle 20 sarà importante dare un'occhiata anche a Giuliano Benevento e Picerno Foggia. Catania comunque padrone del suo destino e che scenderà in campo con il consueto 3-4-2-1. Senza Quaglini, fermato dal giudice sportivo, e con Dalmonte non al top, mister Toscano recupera Guglielmotti, che però dovrebbe partire dalla panchina. Toscano dovrebbe confermare Celli in difesa con Di Gennaro Gherardi, a centrocampo Raimo ed Anastasio, sulle corsie esterne con De Rosa e Di Tacchio in mezzo. In avanti Gimenez e Lunetta dovrebbero essere candidati per giocare alle spalle di Inglese. Tra i 23 convocati si rivede Betters. Il Catania al Viviani troverà un clima piuttosto caldo, con il club lucano che per l'occasione ha notevolmente abbassato il prezzo dei biglietti. La sfida tra Potenza e Catania sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Telecolor. Dalle 19 maxi versione di Diretta Stadio, 4 ore di trasmissione con la presentazione dell'incontro, le voci dei protagonisti, le immagini, un ricco post gara e tutti i risultati e i verdetti della stagione regolare con il quadro completo di play-off e play-out. Sfide decisive per motivi diversi anche per Messina e Trapani, che affronteranno rispettivamente il Messina al Francoscoglio la Juventus Next Gen e il Trapani al Provinciale la Casertana. Il servizio di Sergio Golosi. È stata una costante della stagione regolare, l'ultima serata non fa eccezione. Il destino del Messina incrocia il Trapani, ma non viceversa. I giallorossi sono ad un passo dal play-out, anzi a 3 passi, perché battendo al Francoscoglio la Juve Next Gen sarebbero sicuri dello spareggio salvezza. Caso contrario una mano può darla il Trapani, che ospita la Casertana, diretta concorrente del Messina. Le due squadre sono divise da 7 lunghezze, fino ad 8 si spareggia. Con 9 o più punti di ritardo i peloritani finirebbero senza appelli in Serie D. Davanti ad oltre 7.000 spettatori, il tecnico Gatto conferma la stessa formazione di Foggia, indisponibile in grosso fermato dal giudice sportivo. Il Trapani può favorire il Messina, ma soprattutto se stesso in ottica play-off. In questo caso non basta superare la Casertana, ma affidarsi al Benevento, avversario di un Giuliano in vantaggio sul Trapani negli scontri diretti e a cui basta un solo punto per centrare gli spareggi promozione. Il rinnovo contrattuale di Aronica, le motivazioni di Barosi, Kragel e Ruggero, miste alle assenze degli squalificati Silvestri e Toscano, sono gli altri temi della sfida del Provinciale. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito, l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20, buona domenica a tutti.